Allora, ma ieri abbiamo dato notizia insomma, dell'operatività degli steward, che sono proprio con gli occhi sempre aperti, hanno già fatto dei centri ieri, queste persone, uomini e donne che disarmati, però sanno difendersi ovviamente, circolano liberamente per la città e controllano la città, e in caso di visioni poco edificanti intervengono loro. Voi, se ci sono persone che giocano nel parco giochi con gli attrezzi riservati ai bambini, se però notano altre situazioni come è già accaduto, vengono immediatamente allertate le forze dell'ordine. In un sito, in un profilo chiuso tra loro, gestiscono il loro pollaio, no, ovviamente da soli, ma io ho i delatori come nell'antico PCUS, infiltrati, peggio di quelli di Trump, che poi mi fanno avere ovviamente quanto era stato scritto, post delator, derisione, no? derisi, battute fuori luogo contro gli steward. Allora chiedo a Raffaele Padrone, che è il vice segretario dell'UGL Polizia, a parte che gli steward sono già operativi all'interno degli stadi e sono quelli che controllano e che casomai danno indicazioni alla polizia, e anche loro hanno il giubbottino giallo, ma a me pare, non so se sbaglio Padrone, che più occhi ci sono sul territorio e più c'è sicurezza, almeno. Beh, guardi, questa volta penso che il sindaco e la sua giunta e chi ha appoggiato questa iniziativa abbia fatto centro, perché faccio una piccola premessa: quando io anni fa che l'allora Ciriani fece per Pordenone, fece arrivare come la prima provincia in fase di sperimentazione l'esercito. Se si ricorda, io attaccai questa situazione perché? Ma non perché mi davano fastidio i militari in giro per la città, come qualcuno politicamente faceva credere che abbiamo militarizzato la città, non era per questo, e lo scrissi quella volta e lo dissi e lo ripeto, era perché noi e i carabinieri dovevamo accompagnare 3 militari in giro per Pordenone. E questo ci toglieva uomini, ne avevamo già allora in meno. Oggi che ne abbiamo 90 in meno, figuriamoci se dovevamo accompagnare altre persone o altre ronde, chiamatele come volete, in giro per la città. In questo caso il fatto che questi volontari, comunque tutti registrati, chiariamo, hanno un tesserino, la prefettura li ha registrati, quindi sono persone che noi sappiamo chi sono persone per bene, sono persone che fanno questa attività di volontariato, ben venga questi occhi, perché visto che noi non ci siamo, i carabinieri non ci siamo, nel numero chiaramente importante come quella ormai che sta diventando la nostra città, perché il perimetro è sempre quello, ma le persone sono aumentate. Abbiamo un poliziotto per ogni 1093 abitanti. Confronto, penso, a una situazione del genere, e con questi sono dati fermi al 31 dicembre 2014. Pensiamo oggi, con tutti questi arrivi, quanta gente servirebbe a Pordenone. Una cosa impossibile, ripeto, avere delle persone in più che identificate ci possono dare una mano e telefonicamente ci possono avvisare di quello che è, ma soprattutto per la gente, che si sente, credo, più sicura di avere qualcuno che vigila in quelle vie dove non potremo arrivare. Sono pienamente d'accordo con lei. Fesserie lasciamoli a Facebook. Grazie. Grazie a lei. Grazie Raffaele Padrone. Parliamo della Civica Spilimberghese.